Allora abbiamo una serie, partiamo dalle cose più venali. Va bene. Tu sai che abbiamo raccolto dei soldi con varie iniziative. Allora, in pratica oggi ti consegniamo dei soldi da parte dell'AIDO, l'associazione della compagnia Instabile Tagliolese, che è la compagnia teatrale anche della quale faccio parte io, e anche di altre varie associazioni, tra i quali un contributo molto importante è dato dalla società di calcio, l'USD Tagliolese. Abbiamo qui il presidente che vuole anche consegnarti, grazie mille, insieme a un assegno che io ho qui di 2.500 euro, che vanno sempre, una prestazione tutta uguale, no? Vanno per questa costruzione di questo centro. Allora guarda, non siamo stati bravi a fare un assegno unico, però diciamo, Non è importante. sono tutti testati belli. Questo è quello di 2.500 euro della Tagliolese, poi c'è un assegno di 1.000 euro della compagnia Instabile, 300 euro dell'AIDO e l'altro 1.325 euro che fa parte di varie iniziative, Fantastic Friends, Prolocco, tutte le varie associazioni che abbiamo fatto. Abbiamo portato una cesta di prodotti tipici del parco del Delta, che è tipico. Il vino, che anche se non sembra, lo produciamo del miele e un amaro sempre dell'insula Adriana, che sarebbe il vecchio nome, e poi c'è della pasta sempre fatta dalle nostre parti. Questo è offerto dal parco del Delta. Ecco, invece noi volevamo con te scoprire questa, la puoi aprire tu, begli assegni, se vuoi ti lascio anche una busta, che speriamo un giorno possiate appendere in questo centro che andrete a fare. Sicuramente. Speriamo di realizzarlo. La confezione è stata fatta dal nostro vice sindaco Laila Marangoni, che ricordiamo perché sennò così viene Ma credo di esserci riuscito. c'è una motosega da tagliare. Non spero. Quindi ti vado a prendere una Noi usiamo i denti. No, ma ci siamo. Ok. Perché il sacco anche per il riso, questo è un prodotto sempre per tenere il riso. Vai. Oh, basta. Apri, devi aprirla adesso. La laterale. Bello. Vuoi leggerla, non so. Ai cittadini di Roio Piano, dalle macerie del 6 aprile 2009 è nata una solida amicizia che nessun terremoto potrà incrinare. Grazie. Se avessero una squadra di calcio che poteva fare una partita, col tempo Speriamo. Tagliolese e magari una rappresentanza della zona. Vai. Semplicemente volevo ringraziare il sindaco a nome di tutti i volontari qui del comune e la provincia di Rovigo per l'ottimo lavoro svolto, e è sempre stato questo campo un modello pure per gli altri, per l'organizzazione e per l'ambiente che sono riusciti a creare, per la vicinanza diretta alle persone. E grazie innanzitutto per questi gesti di solidarietà che sicuramente serviranno a creare, a ricreare quegli ambienti pure di socializzazione di cui sicuramente avremo più bisogno di prima, quindi senz'altro un grazie sentito da parte, a nome mio, da parte di tutta la popolazione di Roio Piano. Grazie a voi. Ecco, indossateli, ci farà molto piacere, va bene, siano indossati un po' da tutti quanti, perché sia anche un augurio sportivo e anche sociale.